Ci troviamo all'interno della saletta dell'arte del Galata Museo del Mare, dove oggi 2 febbraio è stata inaugurata la mostra Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. La mostra sarà visitabile al pubblico qui al Galata fino al 17 marzo. Evento collaterale del grande convegno internazionale che si terrà domani a cura di studiosi provenienti anche da fuori Liguria e organizzato dal Comune di Genova. Ai miei lati potete vedere questi pannelli che compongono il primo settore della mostra. Sono pannelli illustrativi concessi dall'associazione Raice Archivi Digitali per la Cultura Tabarchina di Calasetta. Tramite questi pannelli noi possiamo ammirare tramite appunto le fotografie, i testi, la storia della grande epopea del popolo tabarchino, incominciando da Pegli, Tabarca, Carloforte e Calasetta. Il secondo settore invece della mostra è dedicato alla parte storico-museale. Alla mia sinistra per esempio potete ammirare questi 2 dipinti che rappresentano Tabarca come era ancora nel 1600, quindi non legata alla terraferma, e ancora con le mura, il forte che domina l'intera isola, l'abitato del villaggio, la chiesa, insomma tutto quello che serviva per il vivere quotidiano della comunità. In questi espositori invece alla mia destra potete osservare appunto una serie di cimeli storici riguardanti Tabarca. In questo caso abbiamo una collezione di cartoline che ritergono Tabarca agli inizi del Novecento. Abbiamo un forziere dove veniva raccolto sia il corallo e sia anche e soprattutto le monete d'oro che provenivano dal commercio del corallo. La parte storico-museale comprende anche cimeli provenienti da collezioni private, dalla collezione della famiglia Lomellini. Alla mia sinistra qui potete ammirare per esempio il ritratto del doge Giovanni Battista Lomellini, e ancora prosegue con altri espositori, come in questo caso, all'interno del quale è custodito per esempio un'interessante e molto rara copia originale del libro d'oro della nobiltà di Genova, appunto al quale venivano ascritte le famiglie che poi andavano a formare il patriziato genovese. Alcune mappe dell'isola di Tabarca tratte dal manoscritto di Stefano Vallacca, nativo dell'isola, che ha descritto in maniera molto minuziosa appunto l'isola e soprattutto la fortezza. Questa pianta della fortezza è particolarmente significativa perché l'autore addirittura ha menzionato i nomi singoli di ogni bastione. Questo è un po' il pezzo forte della mostra, è la prima fotografia ufficiale del forte di Tabarca fatta fare dai francesi nel 1881, l'anno in cui appunto la Francia occupò la Tunisia. Prima di questa data del forte di Tabarca non esistevano fotografie, ma solo rappresentazioni pittoriche oppure ad opera stampa. Alcuni alberi genealogici della famiglia Lomellini, e infine in questo ultimo espositore abbiamo appunto del carteggio che intercorreva appunto tra la famiglia Lomellini e altre famiglie. La mostra si conclude in fondo con un monitor dove a ciclo continuo il visitatore potrà vedere appunto dei video su Tabarca, l'oltremare genovese e la grande epopea appunto del popolo tabarchino. Il grande protagonista di questo convegno, Enrico Lomellini di Tabarca. Il convegno, Lomellini?
Sì, grazie per il complimento. Più che protagonista, curatore direi del convegno. I protagonisti sono gli studiosi che oggi sono chiamati ad intervenire, anzi veramente domani. Oggi è giornata inaugurale di questo convegno intitolato Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. Con questo convegno organizzato dal Comune di Genova si intende appunto approfondire la storia di Tabarca, questo antico possedimento della Repubblica di Genova affidato in gestione alla famiglia Lomellini, che è un unico nel suo genere, perché abbiamo ancora oggi ben rappresentata nell'isola di Carloforte e Calassetta la comunità formata dai discendenti della comunità che viveva a Tabarca fino al 1741, che a loro volta provenivano appunto da Pegli. Questo convegno è comunque un'attività conclusiva di quello che è il mega progetto sulla rotta del Corallo. Parlando di questo progetto, di questa iniziativa, di questa regata storica, ti cedo la parola. Sì, ecco qua la brochure della seconda edizione sulla rotta del Corallo, la traversata storica non competitiva che si è svolta appunto nel luglio del 2023. Questo evento ha voluto ripercorrere appunto in barcavela l'antica rotta che hanno fatto i primi pegliesi nel 1541 per andare appunto a colonizzare l'isola di Tabarca, una grande impresa, all'epoca chiaramente più difficile da realizzarsi rispetto ai giorni nostri, però abbiamo ripercorso a tappe tutto l'antico tragitto storicamente corretto, ovvero sia siamo partiti da Pegli, siamo andati fino a Tabarca e siamo risaliti su poi verso la Sardegna per arrivare a Carloforte e a Calassetta. E quindi durante il convegno e il reportage noi vedremo molte immagini anche di questa incredibile avventura, addirittura un docufilm. Ma proprio parlando di docufilm, anticipazioni su quello che sarà, puoi raccontarci qualcosa? E cosa sarà? Una bella sorpresa. Perché sappiamo che tu, essendo uno storico, insomma, hai dei progetti futuri e direi che si potrebbe anche spoilerare quello che potrebbe essere un docufilm, un coronamento di tutto quello che è stato questo incredibile progetto che segui da ben 3 anni, se non sbaglio. Sì, diciamo che il compito dello storico è quello di fare ricerca, studiare. Però questo sapere va anche divulgato e bisogna saperlo divulgare, quindi l'idea di un docufilm un po' dinamico che racconti questa grande avventura di Tabarca direi che ci sta. E parlando di avventure, possiamo parlare di una nuova avventura, una nuova Tabarca, una Tabarca da ritrovare e quindi un viaggio da riproporre e in altra chiave? Beh, in effetti tutti si dimenticano che oltre Tabarca c'è anche un'altra isola storicamente legata a questa epopea, che è l'isola di Nueva Tabarca, che ha una storia completamente diversa e soprattutto postuma, che approfondiremo in altra sede. Sarebbe interessante andare a trovare ancora i rappresentanti di questa piccola comunità che vive a Nueva Tabarca, che appunto ricordiamo è al largo di Alicante in Spagna, e quindi magari fare una nuova traversata partendo da Pegli, facendo tappa a Montecarlo, a Monaco e andare verso le Baleari sarebbe una cosa carina. Quindi anticipazioni, ma rimanete con noi per il convegno e questa 2 giorni. Grazie Enrico Lomellini. Grazie a te.
Ci troviamo all'interno della saletta dell'arte del Galata Museo del Mare, dove oggi 2 febbraio è stata inaugurata la mostra Tabarca, l'oltremare genovese, terre e comunità identitarie. La mostra sarà visitabile al pubblico qui al Galata fino al 17 marzo. Evento collaterale del grande convegno internazionale che si terrà domani a cura di studiosi provenienti anche da fuori Liguria e organizzato dal Comune di Genova. Ai miei lati potete vedere questi pannelli che compongono il primo settore della mostra. Sono pannelli illustrativi concessi dall'Associazione Raice Archivi Digitali per la Cultura Tabarchina di Calasetta. Tramite questi pannelli noi possiamo ammirare tramite appunto